Partita sospesa a causa pioggia, ma non si tratta di un match all'aperto, bensì della partita di basket tra Nuova Pallacanestro Treviso ed Esperia che sabato sera doveva disputarsi nel palazzetto CONI. Ebbene sì, piove dentro, così tanto che non era possibile riuscire ad asciugare il pavimento, figurarsi giocare sul parquet trasformato in una grande pozzanghera. Altre volte i ragazzi si sono allenati tra i secchi. Da decenni la storica palestra di Viale Vittorio Veneto, dove hanno praticato diverse discipline sportive generazioni di trevigiani, è in condizioni a dir poco precarie, tanto che le tribune da tempo sono inagibili. Il progetto per la ristrutturazione è pronto. L'amministrazione Manildo aveva già messo a bilancio 900.000 euro per il rifacimento del palazzetto. Ora, con il cambio d'amministrazione, in molti si chiedono cosa accadrà della palestra. Noi stiamo continuando a fare lavori puntuali per ristabilire l'efficienza almeno temporanea del palazzetto con interventi mirati soprattutto legati all'impermeabilizzazione. Sono difficili e sono, come ho detto, temporanei. La soluzione sta nella ristrutturazione completa del palazzetto del CONI, che è prevista non prima del mese di settembre. Lavori confermati dunque nel rispetto del cronoprogramma previsto giusto un anno fa. Siamo nei tempi, nel cronoprogramma previsto dalla precedente amministrazione, anzi cercheremo di fare un po' più in fretta vista l'urgenza e la necessità.